Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo, o da come avete visto la mascherina, come sarà dopo la quarantena. Però prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legana Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gruppi Facebook e Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 lì il Legana Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico o gratuito. Qui sotto in descrizione trovate eventualmente i link per potervi iscrivere gratuitamente. Bene, partiamo subito con questa domandina: come sarà praticamente dopo che finirà la quarantena? Facciamo i nostri 3 bei mazzettini e vediamo come sarà. Bene, primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Concentriamoci bene sulle sibille interattive del vostro Marietto Veneziano, come sarà praticamente dopo la quarantena, questo periodo un po' particolare che ha influenzato tutte le vite degli italiani. Bene cari miei, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Concentratevi, respirate profondamente, eventualmente fermate anche il video e scegliete 1, 2, 3. Partiamo, togliamo subito il 2 e 3 e partiamo con il mazzetto numero 1. Deliranti, malinconia, riunione, bambino e consolante sorpresa, scusate. Ripeto, deliranti, malinconia, riunione, bambino e consolante sorpresa. Si vede che questo periodo deliranti, malinconia è stato importante, vi ha un po' messo sotto pressione, però questo periodo messo insieme vi è riuniti e nascerà qualcosa con bambino e consolante sorpresa. Quindi dopo questo periodo di quarantena molto probabilmente ci sarà uno sviluppo e una rinascita molto positiva, e quello che avete progettato in questo periodo un pochettino sotto pressione si rileverà veramente un successo, o qualcosa che porterà sicuramente qualcosa di benevolo nella vostra famiglia, nel vostro gruppo familiare o nel vostro gruppo di amicizie. Passiamo subito al secondo mazzetto delle sibille. Secondo mazzetto, vediamo cosa ci dice. Il primo era molto positivo, il secondo amica o meglio preziosi, denaro, fortuna e amatrice. Anche il secondo mazzetto parla di cose molto positive. Questo periodo quindi dopo la quarantena sarà qualcosa di veramente, vedete, omaggi preziosi, denaro e fortuna, e apertura amica, chiusura matrice. Tutto quello che farete dopo la quarantena sarà un successone, sarete baciati a fortuna e molto probabilmente riceverete anche qualcosa di sostanzioso. E vedete, la matrice in questo caso preceduto dalla fortuna non è altro che la firma di qualcosa di realmente e potentemente positivo. Quindi avrete sempre dopo la quarantena, per un bel periodo, qualcosa di realmente positivo. E bravi, quello che state facendo durante questa quarantena vi porterà dei frutti importanti e benedetti. Terzo mazzetto, superbia, mercante, vecchia signora, belvedere e conversazione. Anche qua dopo la quarantena, sebbene l'avete preso un po' con leggerezza, avete calcolato bene, siete una persona stabile, quindi state guardando qualcosa nel futuro, e come sarà veramente qualcosa di piacevole. Anche in questo mazzetto avete fatto i calcoli bene, bravi, anche se all'inizio è stato preso un po' con leggerezza, però siete una persona stabile e quindi alla fine dopo questa quarantena vedrete qualcosa di veramente interessante, anche perché avete col mercante, la vecchia signora, stabilità e calcolo. Quindi anche chi ha scelto il terzo mazzetto dopo la quarantena vedrà effettivamente qualcosa di positivo di quello che avete progettato in questo periodo, anche se effettivamente è un periodo un pochettino impegnativo. Quindi direi che tutti i 3 mazzetti sono positivi. Chiaramente il secondo mazzetto è estremamente positivo, il primo lascia un po' di salita ma poi grande successo, e anche il terzo è positivo. Il miglior mazzetto chiaramente è il secondo, che non lascia scampo
a illusioni, cioè andrà molto tutto bene dopo questa quarantena. Bene cari amici, il vostro Marietto vi ha finito questa pillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venire a trovarci nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Alle 20:30 ogni lunedì il Legare Marietto Veneziano qua di Vatti da Mila si riuniscono per uno studio di esoterismo. Siete tutti invitati, il link è qui sotto in descrizione. Eventualmente, se avete bisogno dei consulti a pagamento, 20 euro in PVT, e se no al mercoledì sera Marietto Veneziano coadiuvato da Hildegarda dà delle risposte gratuite alle 20:30 sul suo canale col pendolino o eventualmente Sibille, oppure al sabato alle 16:30, alle 16 o alle 15:30 a dipendenza delle situazioni. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.